cari amici radioascoltatori e telespettatori, sono il vostro Gigione il Supersonico. Buonasera a tutti, siamo qui nello spazio teatrale in Piazza delle Arti. Ecco, qui abbiamo uno dei due candidati sindaci, il signor Verini. Buonasera signor Verini. Buonasera a tutti voi. Senta, noi volevamo farle un'unica domanda, principalmente. Se lei venisse eletto sindaco, cosa ha intenzione di fare per la salute mentale, per quanto riguarda la salute mentale? Per la salute purtroppo non è che sono un terapeuta, posso fare per chi ha dei disturbi di questo tipo, in questo senso. Io credo che cercherò di andare avanti per quella che è la competenza del comune, quindi soprattutto una lobby di pressione perché non c'è una competenza specifica, tutto ciò che sta andando in direzione dell'evoluzione del trattamento di questa materia, che non è più, come sappiamo tutti quanti, da dopo Basaglia, la reclusione ma l'apertura, non ci sono più cancelli, ci sono spazi aperti, quindi botteghe lavoro, se potrò proporle, perché anche quella è una terapia, la possibilità di avere degli spazi, perché gli spazi sono importantissimi per esercitare qualsiasi forma di terapia ma anche qualsiasi forma di attività, cercare di soprattutto fare qualcosa dell'anima. Sarò il primo a dimostrare che tutti i cittadini sono uguali, ognuno di noi ha una sua diversità, ognuno di noi è diverso dall'altro, ma siamo tutti uguali e quindi trattare tutti nella stessa maniera. Questo farò, dimostrerò che questa deve essere la civiltà all'interno dell'Aquila. Grazie mille per il suo contributo. Grazie a voi. Grazie.